Purtroppo dobbiamo segnalare un nuovo tentativo di furto ai danni di un supermercato INS. Dopo la spaccata di lunedì scorso all'INS di Sottomarina, c'è stato un nuovo tentativo di furto di spaccata all'INS di Chioggia, sito nel quartiere Tombola, frontista del canale Perottolo. Un individuo che indossava un cappotto con cappuccio alle ore 1:23 della notte di sabato si è avvicinato all'entrata in vetro del supermercato e ha cercato di romperla con dei sassi che si era portato all'interno di una borsa. Forse un ladro inesperto, forse una vendetta, ovviamente stiamo scrivendo tra virgolette. Fatto sta che il soggetto si è allontanato velocemente, lasciando l'ennesimo danno a un'attività ben presente sul territorio e di grande utilità, soprattutto per i tanti anziani del circondario. Contrariamente a quanto in tanti credono, Chioggia Azzurra non sempre viene a sapere tutto, almeno ufficialmente. In questo caso però non abbiamo conferme che siano state formalizzate delle denunce sia per il fatto di lunedì scorso che di oggi. A prescindere, invitiamo sempre a formalizzare le denunce, è assolutamente importante per più motivi. Tra questi, altrimenti sembra che ci siano meno reati e che le forze dell'ordine siano sufficienti. Buffett, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Buffett. Buffett, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. 15ª edizione di Motorbike Expo 2023 che si è aperta ieri a Verona, il primo grande evento del 2023 a livello mondiale, un settore, quello delle due ruote, in cui il Veneto eccelle, ha affermato il governatore della regione Veneto Luca Zaia, accompagnato nella visita dell'Expo dall'assessore Elisa De Berti e dal presidente di Verona Fiere. Un territorio il nostro, perfetto per i viaggi in moto, ha detto il governatore, passando dalle Dolomiti al mare. La Regione Veneto ha presentato in fiera un opuscolo riportante una serie di itinerari turistici da percorrere sulle due ruote, scaricabile anche dal sito internet della Regione. Un comparto, quello delle due ruote, in crescita non solo per i motori ma anche per il vestiario ed accessori. I numeri del Motorbike Expo, 600 espositori da 35 paesi, 7 padiglioni, 100 eventi connessi, 20 premiazioni di vario genere, 100.000 metri quadrati espositivi con il 33% degli espositori rappresentato da produttori e distributori di accessori e abbigliamento. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ti piacciono le scienze e l'informatica? Ami sperimentare, scoprire e fare esperienze in laboratorio? Ti incuriosiscono le innovazioni in ambito scientifico e digitale? Questo è l'indirizzo che fa per te. Nel liceo scientifico ad indirizzo Scienze Applicate troverai una solida formazione scientifica, potrai fare lezioni nei laboratori di informatica, chimica e fisica e cimentarti in progetti come il cielo come laboratorio in collaborazione con l'Osservatorio di Asiago, corso di robotica di base avanzato, progetto Nerd, non è roba per donne, in collaborazione con l'Università di Padova, giochi d'Archimede, giochi d'autunno, Olimpiadi della fisica e della matematica e progetti di PCTO in collaborazione con enti e associazioni del territorio nell'area della sostenibilità ambientale e nella ricerca. Progetti PCTO in corso, Life Lagoon Refresh con ISPRA, la Laguna entra in classe con UniPD e CNR. Allo stesso modo riceverai una ricca preparazione umanistica e linguistica con possibilità di sostenere le certificazioni linguistiche. Potrai quindi al termine del percorso operare qualsiasi scelta per il tuo futuro in ambito lavorativo e universitario. Mister Nariucci, buongiorno. Buongiorno. Mi sembra che oggi sia una bella giornata che dia tutta una serie di Fredda, presupposti interessanti. Allora, questa mattina siamo appunto qui al stadio Aldo di Novalari, mancano gli amici Daniele che è impegnato da altre parti, anche Jacopo, e allora
provo a fare qualche domanda, visto che non sono molto esperto, come sapete. Beh, la domanda che mi viene, una delle queste, è come, diciamo, visto che domenica scorsa c'è stata una bella vittoria, che aspettavamo tutti, come avete metabolizzato o percepito questa vittoria? Ma sicuramente le vittorie fanno sempre bene, è normale che dal martedì dal lunedì bisogna cominciare a pensare alla partita successiva, per cui è stata una vittoria bella contro una squadra che si era chiusa molto, e averla trovata così nei minuti finali è sicuramente un'iniezione di fiducia, ecco. Siamo stati tutti contentissimi, onestamente. È stata una cosa proprio... No, è normale che sono partite che sì, era un po' di tempo che che creano anche risultati che, colti così all'ultimo momento, creano anche entusiasmo, ecco. Come non parlo assolutamente di classifica, come giudichi il campionato in questo momento? In questo momento è un campionato molto equilibrato, lo abbiamo visto in tutti i suoi aspetti, no? Per cui anche le squadre che sono, diciamo, che stanno lottando per obiettivi diversi dal vertice, sono squadre che hanno la possibilità di fare punti su tutti i campi. Lo hanno dimostrato anche domenica, ogni partita fa veramente storia a sé. Io credo che sia un campionato bello, equilibrato, dove tutto può succedere. Cosa pensi del Montecchio, la squadra che andrete all'avversario di domenica? Domani sappiamo che giochiamo contro una squadra molto organizzata, una squadra in forma, è un po' la squadra del momento, no? Hanno vinto 2 partite fuori casa e in questo girone è veramente difficile, per cui bisogna fargli i complimenti per quello che stanno facendo in questo periodo. Sappiamo che sarà una partita molto difficile per noi, però ci siamo preparati e abbiamo fiducia di poter cogliere un risultato importante, però ripeto, sappiamo il valore dei nostri avversari domani. A livello di giocatori come siamo messi? Ci sono tutti? Diciamo che la rosa, a parte Fasolo che è squalificato e Rossi che è infortunato, per il resto abbiamo tutti i ragazzi a disposizione, per cui possiamo fare delle scelte, ecco. Beh, allora domenica ci vediamo e niente, continuiamo a seguire e complimenti. Bene. Ringrazio gli sportivi che ci seguiranno. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale, e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. La Regione Veneto punta all'indipendenza energetica, ora si sta lavorando verso la creazione di un polo di produzione di idrogeno, ha affermato l'assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato. La Giunta ha approvato un bando per sostenere la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea Next Generation UE. Il bando prevede una dotazione di 20 milioni di euro assegnati alla Regione Veneto con l'obiettivo di promuovere a livello locale la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno nell'industria e nei trasporti, attraverso la creazione di aree industriali che un'economia in parte basata su idrogeno, con importanti ricadute sulla riduzione delle emissioni di CO2 e degli inquinanti derivanti dall'impiego dei combustibili fossili, occupazionali, di ricerca e di sviluppo. Secondo l'assessore, in Veneto ci sono le condizioni per sviluppare impianti per la produzione di idrogeno e il bando è l'occasione per individuare le migliori iniziative attraverso le quali poter concretizzare l'idea progettuale fino alla creazione di una vera e propria filiera regionale dell'idrogeno. Gli interventi proposti dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2026. Potranno presentare domanda di finanziamento le imprese di tutte le dimensioni nel mese di febbraio. L'approvazione della graduatoria è prevista entro fine marzo 2023. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
D. Carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Un gruppo di residenti a Venezia, le Fiamanetta, ha chiesto il permesso di poter transitare con un corteo di 10 barchini con l'equipaggio vestito in maschera dalla Giudecca a Rialto il sabato di Carnevale, sentendosi respingere l'autorizzazione. Un corteo che, come afferma la consigliera Baldin, sarebbe potuto passare inosservato in quanto di barchini come questi ne girano a migliaia ogni giorno. Bravi quindi a chiedere l'autorizzazione. Si tratta di un gruppo di residenti attivi che vogliono organizzare un semplice evento per il quale dovrebbero essere incentivati, non ostacolati, continua la Baldin, che sottolinea in quanta poca considerazione siano tenuti da conto i veneziani. A riguardo la consigliera ha presentato un'interrogazione. Con le presidente delle Fiamanetta fa alcune considerazioni, affermando: se 10 barchini, tra i quali oltretutto alcuni costituiti da imbarcazioni tradizionali come Toppe e San Pierotta, erano troppi, il comune poteva chiedere di ridurne il numero, di modificare il percorso, di avere maggiori informazioni. Invece no. Dopo alcune interlocuzioni che parevano positive è stato opposto il niet per non ben precisate ragioni di sicurezza.